Benvenuti e benvenuti in questo video vi daremo un problema con soluzione relativo alle teorie di integrazione. Chiappe in considerazione la funzione f di x compagna a sen di x per x dentro dall'intervallo sarà 0 pi dividuto 2. Sapendo che la rete y compagna a k e interseca il grafico in tal punto P, di modo che le superfici S1 e S2 e vedono aree compagne, chiate le coordinate di P. La situazione descritta dal test dal problema è rappresentata da figure che, ovvio che il punto fondamentale è che l'area di superficie S1 e ad essi compagni alle aree di superficie S2. La superficie S1, che è questa, è delimitata da rete R, che è una rete parametrica, e da nostra funzione y compagna al sen di x. Dunque, la prima roba di fa è riconoscere che S1 è l'integrale di differenza tra la rete e la funzione considerata. Dunque, è l'integrale di k mancul f di x in dx tra 0 e questo valore, chiamiamo questo valore a, che anche mo non conosciamo. Le aree S2 invece e sarà l'integrale di a pi dividuto 2, che è questo valore qui, di f di x mancul k in dx, perché chi in queste zone, le zone tra a e pi dividuto 2, la funzione che sta per sole è la funzione verde, e dunque per determinare queste aree ovvero di sottrai alle funzioni f di x la rete y compagna di k. Questi due integrai e di essi compagni. Proviamo a dice che vuol dire? Questo vuol dire che l'integrale di 0 a di queste quantità alla di essi compagna all'integrale di a pi dividuto 2 di queste quantità. Oppure, se vogliamo, queste relazioni si può anche scrivere in queste maniere. E sempre le proprietà dai integrai queste alle compagne a queste uguaglianze. Come abbiamo declarato che per la indenante ovvero di risolvi questo integrale indefinito. Dunque, chiamata la primitiva di questa funzione, questa è un lavoro facile, perché questo integrale si può calcolare in queste maniere. K è un numero, dunque chi ovvero che la primitiva di questo integrale e sarà k per x, chi invece ovvero che la primitiva e sarà mancul cosx. Dunque la primitiva che osten cirint e questa. A questo punto
la nostra relazione di partenza ed evente, o podem sostituire, che io varem k par a plus cosen di a mancul k par 0 mancul il cosen di 0, radiesi compagni a k par a plus il cosen di a mancul k per π dividuto 2 mancul il cosen di π dividuto 2. E qui possiamo vedere che in realtà, anche se non conosciamo il valore di a, tutti i termini che contengono a vengono eliminati. Questi termini naturalmente fa 0, divisassi che il cosen di 0 al fa 1, e invece che il cosen di π dividuto 2 al fa 0. E dunque, ovin, a che spunta è facile chiamare il valore di k, che è compagno a 2 dividuto π. Dal momento che ho indicato le coordinate di P, ho potuto dunque osservare che le coordinate dal punto P sono A e K, e non volevo chiamare sia di A che K. Ma K lo viene già chiamato e al vale 2 dividuto π, dunque le coordinate dal punto P saranno A 2 dividuto π. Di che altre bande? Dal momento che il punto P appartiene al grafico di funzione f di x, noi sappiamo che la coordinata y dal punto P è gli compagni AF delle coordinate x dal punto P, perché f di x è la funzione sen di x. E dunque questo vuol dire che y di p, che sarà k, e che dunque vale 2 dividuto π, alle compagni a f di x di p, che sarà f di a, che sarà il sen di a. Dunque possiamo osservare che il sen di a alle compagni a 2 dividuto π. Noi vogliamo determinare il valore di a e è facile osservare che a alla 10 compagni ha funzioni inverse della funzione sen, calcolate dal punto 2 dividuto π. Dunque vedremo che a alle compagni a arc sen di 2 dividuto π, e notiamo che questo si può fare perché il dominio della funzione arc sen è mancul 1 e invece il codominio è mancul π dividuto 2 π dividuto 2. O possiamo notare che il valore 2 dividuto π è dentro dall'intervallo di definizione della funzione arc sen. E dunque le coordinate dal punto P saranno arc sen di 2 dividuto π e 2 dividuto π. E questo al siare la
risoluzione dal nostro esercizio. Bene, per questo video è tutto, grazie per la vostra attenzione e mandi.